questo caso dicevo, anche in questo caso una situazione di estrema drammaticità, di disagio, di sofferenza, però con una cifra diversa rispetto alla precedente, no? Quindi sì, perché ecco, la con prima era un'introversione, sì, un isolamento, invece qui è più una disperazione, è più espresso il malessere, è più palese soprattutto, non soltanto più espresso, per cui cambia il tipo di vocalità, mentre la prima era una vocalità molto intima, in alcuni momenti quasi sussurrata, qui invece diventa quasi, non dico un urlo perché non siamo a questo, è sempre, il suono è sempre ben emesso, certo, però è molto drammatico, è molto forte, si va quasi al fortissimo, che è una cosa strana per un'aria da camera, perché in genere il fortissimo delle aree da camera, lo dico anche ai miei allievi tante volte, non è mai un vero forte, no? Si rimane sempre su un mezzo forte, essendo comunque una composizione riservata ad un ambiente piccolo, non proprio al teatro. Però in questo caso è necessario il suono corposo, pieno della voce, perché è veramente la dimostrazione di questo dolore, ecco, l'espressione estrema di questo dolore. Sì, e la cosa secondo me molto efficace è stato proprio questo cambiare anche dato che lui sottolinea le frasi musicali, cioè le frasi poetiche con un cambio di registro, un cambio di atmosfera
con l'intonazione, ecco, la tua capacità di sottolineare queste diverse situazioni che di frase in frase si succedono è veramente molto interessante e efficace, no? Perché è vero che la situazione complessiva è quella, però di frase in frase veramente si trova un trascolorare di situazioni, di sentimenti, di emozioni. No? Quindi... Perché il lavoro che si deve fare appunto con la musica da camera è un lavoro di cesello. Certo. Ecco, perché mentre in un'opera hai la possibilità di fare vedere un personaggio nell'arco di 2 ore, certo. E qui devi esprimere tutto in 3 minuti, per cui i cambiamenti sono molto più rapidi. Certo.